Marco Zecchinato, da consigliere addirittura assessore all'urbanistica. Un passaggio importante, però dobbiamo vedere, anzi dire a chi ci ascolta per il TG Plus che ci sei sempre stato vicino con il TG Plus ciclismo, quindi ci guardavi e sei già un nostro telespettatore. Quindi Marco Zecchinato, che emozione diventare assessore regionale. Sì, è stato un bel obiettivo raggiunto, sono contento che il Presidente Alberto Stefani mi abbia dato la fiducia per seguire deleghe importanti come l'urbanistica, gli enti locali, l'identità veneta, i rapporti con l'UE, quindi delle deleghe che mi consentiranno di poter essere diciamo, operativo sul territorio e poter dare al territorio quello insomma, che ho in mente e anche quello che appunto, il Presidente riterrà. Negli ultimi 5 anni io mi sono comunque occupato in seconda commissione sempre di urbanistica, con gli enti locali ho sempre avuto a che fare sia in ANCI Veneto ma anche da sindaco, per cui si torna su temi di cui insomma, spero di aver conoscenza e di dare un buon contributo. Ecco, per chi ci segue e segue il ciclismo, Marco Zecchinato è anche un ciclomatore. La bicicletta adesso che fine farà? Prenderà la polvere? Ahimè, credo di sì, anche se confido che come ogni anno d'estate, allungandosi le giornate, io essendo molto mattiniero, dalle 5 di mattina un qualche giro spero di riuscire ancora a Una sgambata, come si dice in termini. tanto per tenere la gamba, come si dice. Poi è chiaro che la prevalente è il lavoro di assessore, sarà fatto 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, questo è l'obiettivo perché insomma ha avuto la fiducia dal Presidente, è giusto che insomma, ci impegniamo su quello, poi il resto viene dopo.